Ed eccoci nuovamente in diretta dal Palattinà di Motta San Giovanni Lazzaro per la gara della selezione Under 19. Scendono in campo per la prima giornata contro i Parità di Trento, i vice campioni d'Italia della Calabria. Ricordiamo l'anno scorso, nell'edizione 2023, sconfitti in finale dalla Sicilia. Agli ordini dei signori Salvatore Giuseppe Tavella e Vito Mazzara della sezione di Reggio Calabria e Davide Falcone al crono. In campo Trento e Calabria. Leggiamo le formazioni delle due squadre. Trento con il numero 1 Creazzi, con il numero 2 Bonmassar, con il numero 3 Caglierotti, con il numero 4 Carli, con il numero 5 Chesini, con il numero 6 De Gasperi, con il numero 7 Grandinetti, con il numero 8 Jonuzowski, con il numero 9 Levri, con il numero 10 Siesto, con il numero 11 Vivian, con il numero 12 Toniolli. Allenatore Daniele Loss. Per quanto riguarda la Calabria, i nostri ragazzi allenati da mister Francesco Mendicino scendono in campo con il numero 1 Gulli, con il numero 2 Careri, 3 Campana, 4 Verardi, 5 Spanò, 6 Chiappetta, 7 Caracciolo, 8 Gentile, 9 Tigani, 10 Ali, 11 Gallo, 12 La Corte. Bentornati da Massimo Scerbo. Oggi avrò l'onore di avere con me Fabrizio Cantarella al commento tecnico, il collega di Calcio 50 Prima, che ha commentato le gare della mattinata di Under 15 e Under 17 alla Pianeta Viola di Reggio Calabria, quindi le gare del girone che vedono impegnate la Calabria, che ricordiamo per quanto riguarda le selezioni Under 15 e Under 17 osservavano il turno di riposo. Benvenuto Fabrizio. Ciao Massimo, ben trovato, davvero mio l'onore di essere qui in postazione con te. Godiamoci questo spettacolo, pubblico delle grandi occasioni qui al Palattinà. Sarà decisivo secondo me subito l'impatto delle due squadre, dei due quintetti di quelle che sono le selezioni più grandi. Forse quella di oggi era Massi la partita più attesa, molto probabilmente. Sì, dici giusto Fabrizio. Intanto noi possiamo già vedere schierato in campo il nostro quintetto con Gulli in porta, con il numero 4 Verardi, poi abbiamo 10 Ali che è il capitano di questa squadra, il numero 11 Gallo e dovrebbe esserci il numero 8 Gentile a comporre il quintetto, Gentile della Real Crimisa. Quindi è tutto pronto per il fischio d'inizio. Fabrizio, abbiamo detto mister Mendicino, ormai tecnico di lunga data sulla panchina della rappresentativa Under 19, lo scudetto del 2017 in Puglia, l'anno scorso la sconfitta in finale contro la Sicilia. Che cosa ci dobbiamo aspettare dal cammino di questa Under 19, se vogliamo rinnovata nei numeri, perché rispetto allo scorso anno non c'è nessun calciatore reduce dall'edizione del 2023, l'unico presente al torneo delle regioni fu Verardi, che però giocò con la selezione 17. Per forza di cose le selezioni giovanili cambiano di anno in anno, perché ovviamente i ragazzi crescono, magari vanno anche nei tornei di prima squadra. Intanto via al cronometro. Io penso chiaramente che mister Mendicino sa come si approcciano queste gare, sa come si iniziano queste competizioni. Non a caso la scorsa stagione è arrivata un amaro secondo posto, ma un secondo posto che comunque ha visto la Calabria chiudere a testa altissima in quello che è stato il trofeo delle regioni disputato in Veneto. E oggi vediamo anche contro il quintetto del Trento buona fisicità, almeno per quello che vedo in questo quintetto che ha cominciato, e sarà importante anche nelle fila calabresi dare subito la propria impronta alla gara per cercare subito di indirizzarla a proprio favore. Attenzione, subito questo pallone dentro, viene chiuso dal portiere del Trento Creazzi, che ha già rimesso in gioco Capitan Bonmassar, ed è di fatto il primissimo possesso che il Trento va a fare. Buona anche la chiusura qui con il pallone che sguiscia verso Ali, che poi non riesce a togliere via la gamba. Arriva il fallo primo del match dopo appena 52 secondi, lo ha commesso la Calabria. Beh, come dicevi tu, gara subito dall'alto contenuto quantomeno fisico, buona struttura delle due squadre, le squadre sono partite già forti. Il quintetto del Trento, ricordiamo anche per dovere di cronaca, come hai citato tu, Creazzi in porta, il capitano, il numero 2 Bonmassar,
7 Grandinetti, 9 Levri, 11 Vivian. Sono questi i primi 5 scelti dal tecnico Daniele Los, e siamo noi che comandiamo le operazioni con Gentile che scarica la palla, poi il rilancio lungo di Verardi, non trova nessuno, la palla si spegne lateralmente nei pressi della panchina trentina ed il numero 2 Capitan Bommassar va a rimetterla in gioco. Probabilmente servirà il compagno vicino Grandinetti. Grandinetti che funge da ultimo in questa fase di gioco, ancora scambia con il suo capitano, allarga sulla sinistra per Vivian, Vivian pressato subito da Capitan Ali, poi la sfera ancora su Bommassar, ma è pronto Verardi a chiudere su Levri. Abbiamo iniziato già forte, lo stesso Vivian che va a battere la rimessa del gioco, poi Grandinetti. Viene intercettata la palla con Ali che si propone, cerca di rubare la sfera, ma Bommassar rientra e riesce poi a servire il compagno. Il tiro di Vivian contratto subito da Verardi e respiriamo un po'. Numero 11 Gallo, forse il miglior giovane che il nostro calcio regionale ha offerto, sia per i tanti gol in Serie C2 con il Futsal Fortuna, sia per i 3 gol e 3 assist. Fabrizio, ricordavamo proprio domenica nella finale regionale Under 19. Intanto Gentile, veloce ripartenza per servire Gallo che non arriva all'appuntamento col pallone, quindi Creazzi può rimettere in gioco per Grandinetti. Grandinetti rallenta le operazioni di gioco per Vivian. Ancora lui, Grandinetti, no look, la palla recuperata da Ali, Ali per Gallo, Gallo, la conclusione di Gallo e la palla che si spegne fuori. Fabrizio, già tanti capovolgimenti di fonte, la gara ha già un tono agonistico abbastanza elevato. Entrambe le squadre, se stai osservando anche tu, come ho notato io, stanno cercando di pressare subito altissime. Quando la Calabria è stata in possesso, Trento pressava proprio sulla terza linea, chiamiamola così volgarmente. Adesso è la Calabria che sta lasciando un po' più il possesso al Trento, ma immediatamente accorcia sul portatore di palla in modo da non concedere una circolazione sul perimetro troppo tranquilla, troppo serena. Al tempo stesso abbiamo anche le lunghe leve di Ali. Attenzione a questo pallone in aria, viene chiuso ed eccolo qui, proprio Ali cerca di guidare questo contropiede, già la terza o quarta tentativo, ecco, di ripartenza. Ali, Gallo, Verardi sanno ripartire, sanno come poter far male a questo Trento. Attenzione, eccolo qui, ancora un altro recupero, quindi Gallo cerca subito di trovare l'angolino basso alla sinistra di Creazzi, pallone fuori non di molto, ma le migliori occasioni, sebbene fin qui il maggior possesso è stato del Trento, le maggiori occasioni sono della Calabria che guadagna il calcio d'angolo. C'è stata una deviazione. Allora ripartiamo da un calcio d'angolo sulla zona destra, quella vicino alla tribuna del Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro, con il capitano Andrea Li. La decisione. In presa diretta non mi sembrava fallo, ma riavvolgendo leggermente il nastro, gran movimento senza palla di Ali che in situazioni 2 contro 1 è riuscito sia a non concedere lo scarico, il passaggio alle sue spalle, sia ad andare subito a rallentare il portatore di palla. Poi è arrivato, mi sembra, Gentile che poi ha avuto questo fallo. 2-0 la situazione falli, entrambi commessi dalla Calabria, che, giusto per onor di cronaca, ricordiamo che attacca dalla sinistra alla destra degli schermi di chi ci osserva in completo tenuto rosso. Sì, esatto. Il rosso del nostro cuore, speriamo quello che si accenda presto per i nostri ragazzi. Adesso Ali conquista la palla, la ripartenza veloce con Verardi che sola per Gallo, la conclusione di Gallo viene intercettata da Vivian che si salva la disperata concedendo il calcio d'angolo alla Calabria. I nostri ragazzi
velocemente riescono a ribaltare il fronte, vanno vicini a creare un'occasione molto ghiotta. Poi Andrea Lì riprende le operazioni di gioco, Verardi la conclusione, il colpo di testa di Grandinetti, sfera che resta lì. Poi Bonmassar con una girata volante riesce addirittura a far partire il compagno Vivian, ma c'è un altro fischio del direttore di gara, forse semplicemente per pulire il parquet. E intanto sì, palla che, come sosteneva giustamente Fabrizio, era uscita fuori. Poi Gullì aveva quasi commesso un'ingenuità, poi il servizio per Gallo, Gallo salta l'avversario che rinviene e poi saggiamente lì decide di respirare e ripartire. E intanto segnaliamo sì, l'ingresso di Januszowski con il numero 8 nelle fila di Trento, quindi l'esordio di Januszowski in partita. Adesso Gentile che serve a lì, è lo stesso Januszowski, Alden Januszowski, classe 2005. A lì la palla dentro sul secondo palo e il portiere Creazzi con il piede evita il più facile dei gol, il tap-in di Gallo. Quindi 15 minuti e 34 al termine della prima frazione di gioco. Restiamo in zona offensiva con Andrea Lì, la palla dietro per Gentile, Gentile per Gallo, il tiro di Gallo, miracolo di Creazzi. Fabrizio forse con il tacco addirittura è riuscito ad evitare il gol del vantaggio. Andiamo vicinissimi a sbloccare l'incontro. Stavamo ripartendo sempre in situazioni di 3 contro 2, immediatamente non appena recuperiamo palla ci distinguiamo, come hai giustamente sottolineato tu, e adesso stiamo premendo sull'acceleratore. Creazzi è già al secondo intervento, palla fuori per Ali, la suolata, il pallone dentro per Gallo che si gira, strozza troppo questo tiro ma trova comunque la deviazione di Vivian e sarà ancora un altro calcio d'angolo. Stiamo giocando adesso meglio noi quando ci avviciniamo al quinto del primo tempo, sul parziale ancora fermo sullo 0-0. E mentre il gioco è fermo, il portiere Creazzi giustamente doveva riportare la porta a distanza nelle giuste misure. Ali si appresta a rimettere la sfera in gioco da calcio d'angolo, palla dietro per Gentile che appoggia su Verardi, la finta di Gallo saggiamente per capitano Ali. Ali che difende questo pallone, poi la suolata per Gentile, ma Bonmassar interviene e ripartiamo subito con Gallo che mette Ali nelle condizioni di calciare in porta. Trento fa muro e quindi è ancora rimessa laterale in zona offensiva per la Calabria. Stiamo giocando bene, come sottolineava Fabrizio Cantarella. E poi la girata di Gallo che trova pronto Creazzi, che poi la combina grossa, perde la sfera e per poco non riusciamo ad approfittarne. Restiamo comunque nella metà campo offensiva con lo scambio tra Gentile e Verardi. Tunnel, poi Gentile, il gran tiro, ancora Creazzi che ci nega il gol. Poco meno di 6 minuti, Fabrizio, abbiamo già creato 3 grandi occasioni da rete, 3 volte vicini a sbloccare questo incontro. Il portiere di Trento sta veramente facendo dei miracoli. Ancora Creazzi sulla conclusione di Gentile, mentre forse nel cerchio di centrocampo un'ostruzione un po' da rivedere. Magari poi i replay della nostra regia vi daranno modo di rivedere il chiaro fallo di ostruzione subito nel cerchio di centrocampo da Verardi. Forse ancora viene spinto in questa occasione da Levri ed infatti vigorose le proteste del tecnico mendicino. È primo fallo per la selezione trentina, È cumulativo di quello di prima. è cumulativo chiaramente di quello prima, quindi pareggiamo anche il discorso dei falli, 2-2. 14-15 da giocare, 0-0 il punteggio, una bella partita, primi quasi 6 minuti, buon ritmo, buone trame di gioco, stiamo cercando di sbloccare questo incontro. Adesso lì di testa, la palla per Bonmassar che la mette giù, entra nella metà campo offensiva, poi viene fermato da Gallo che riparte, la palla per Verardi che non riesce a servire lì, capovolgimenti di fronte continui, molto veloce il gioco, molto fluido. Ma in questo frangente, come sottolineava Fabrizio Cantarella, stiamo giocando meglio noi. Adesso è il Trento che si affaccia nella nostra metà campo, poi Gentile con grande classe cerca di ripartire, serve Gallo, poi Gallo apre per Ali si accentra, perde la sfera ma la recupera ancora un caparbio Gallo sulla banda destra. Duello tra numeri 11 con Vivian, ma la sfera termina fuori. Il direttore di gara decide di assegnarla alla selezione trentina che può ripartire con lo stesso numero 11 Vivian. La palla per il capitano Bonmassar che entra in campo, serve Januszowski in banda sinistra, la conclusione larga alla destra di Gullì, dall'estremo difensore del Nausicaa. Non ci sembrava, Fabrizio,
di aver percepito alcun tocco, però l'arbitro ha assegnato il calcio d'angolo, anche coadiuvato dal suo collega che ha confermato la decisione. Il primo arbitro non aveva visto, il secondo assegna il calcio d'angolo, quindi angolo per Trento. Anche in questo caso mister Mendicino un po' arrabbiato della decisione, chiaramente in quella che è stata poi di fatto la prima vera occasione per il Trento, che ha calciato a rete. Attenzione ancora a Bomasar, altro contropiede però che la Calabria riesce a confezionare, il pallone in mezzo per Gallo, è il vantaggio della Calabria, anzi Verardi sblocca la situazione. 13 minuti e 03 sul cronometro e il gol dell'1-0 lo segna Verardi della Città di Fiore, quindi riusciamo a sbloccare la gara. 1-0 per la Calabria. Chiaramente chiedo scusa perché fino ad adesso i tre che stavano ripartendo sempre con uno sprint quando sembrava netto questo calcio d'angolo, questa coppia arbitrale lo assegna la rimessa a Trento, poi la ripartenza veloce con Ali che tenta la conclusione deviata in calcio d'angolo. Fabrizio, se qualora ci fosse bisogno di dire che gli arbitri sono neutrali nonostante siano calabresi come la squadra in campo in maglia rossa, non stanno assolutamente favorendo la squadra che sta conquistando questo 1-0 parziale. errare un manum est, quindi anche loro come possono sbagliare chiaramente i ragazzi in campo, può capitare anche a loro, presi anche da una bellissima cornice di pubblico, di avere anche loro un po' gli occhi addosso, sbagliare qualcosa. Intanto grandissimo spunto qui della Calabria che sfiora il raddoppio, stavolta con Gentile che aveva dialogato alla perfezione con uno scatenato Gallo. È proprio Gentile, esce per far posto a Chiappezza che esordisce in questo torneo delle regioni. Con la vicino al gol del raddoppio con Gallo, e in questa occasione e anche con la giocata molto intelligente di Ali che ha messo subito il compagno a favore di tiro a porta praticamente quasi sguarnita. E ovviamente Mister Loss se ne è accorto, ha chiamato subito time out, cercherà di riordinare le idee. Quando abbiamo scavalcato l'ottavo del primo tempo sembra passato molto di più, invece è merito delle due squadre che stanno dando intensità a questa gara d'esordio del girone, che vede appunto Calabria, Trento e poi Puglia, Lombardia, che giocheranno poi, che hanno già giocato, stanno già giocando in contemporanea al Palamazzetto, e qui davvero deve riordinare un attimo le idee il Trento, che comunque col passare dei minuti non è riuscito a dare seguito a quell'iniziale possesso palla che stava facendo. La Calabria sta prendendo le misure e adesso si trova a giocare con due esterni come Paolino Chiappetta e come Ali, che sanno benissimo trovare anche la porta, non è solo copertura, è una Calabria qui spregiudicata. Massi, concedimelo. Assolutamente sì, come dici tu, Calabria spregiudicata. Forse mister Mendicino ha capito che questo è il momento giusto per affondare il colpo. Stiamo giocando bene, abbiamo sbloccata, siamo andati vicini al raddoppio e il Trento sembra impaurito, soprattutto dal nostro pressing alto, che in questa occasione porta a guadagnare la sfera, e c'è un calcio di punizione per noi con il direttore di gara anche che viene ammonito. Sesto, Siesto con la maglia numero 10. Non è entrato, viene ammonito dal direttore di gara per la vistosa trattenuta nei confronti di Ali. E quindi calcio di punizione, direi da posizione abbastanza interessante. Vediamo come cercherà di svilupparla il nostro capitano, se proverà uno schema, magari se andrà dritto per la porta.
ci sta pensando, vediamo cosa viene fuori. Vicino c'è Chiappetta, Gallo pronto a chiudere sul secondo palo e Ali va di punta, però trova sulla sua strada il piede di Januszowski che la manda in angolo e ripartiamo proprio dal calcio d'angolo alla destra di Creazzi con Paolino Chiappetta. Lo scarico dietro per Capitano Ali, Ali per Chiappetta, la suolata, Ali! La conclusione di Ali sul secondo palo, pericolosissimi ancora, pericolosissimi, sferiamo ancora una volta il gol del raddoppio. Buone trame dei nostri ragazzi, 11:20 sul cronometro da giocare, stiamo giocando benissimo, adesso guadagniamo palla con Chiappetta, Gallo, Chiappetta, puntata di Chiappetta e Creazzi che forse si fa anche male nella parata, il pallone gli è rimasto sotto probabilmente. E Chiappetta non è riuscito, temo, a frenare l'impeto, frenare la corsa e ha dato un colpetto alla schiena chiaramente del portiere Creazzi che non se l'aspettava, era già col possesso in mano e infatti è arrivato il fallo, terzo di squadra commesso anche dalla Calabria. Parità assoluta qui alla palla Attina di Lazzaro, 3-3 come falli, anche sui falli, mentre il risultato è chiaramente di vantaggio per noi, per la Calabria. Intanto brutto fallo di Capitan Bonmassar, abbiamo sentito addirittura un urlo di dolore, credo dovrebbe essere sì, Chiappetta che però fortunatamente si rialza subito e viene chiamato a rapporto dall'arbitro che forse chiederà di intanto quarto fallo, sì, come mi segnala giustamente Fabrizio, ai danni di Trento. Viene richiamato dal direttore di gara forse per l'urlo eccessivo probabilmente. Ci è sembrato strano questo richiamo. In determinate situazioni, soprattutto da tutta velocità, come è avvenuto il contatto, magari è più la paura per aver ricevuto quel colpo che l'adrenalina ti dà in quel momento e allora senti di dover urlare. Poi ovviamente abbiamo visto Chiappetta schizzare via come un grillo, penso sia più la voglia di giocare che di stare a terra. Attenzione qui a lì che ha provato proprio l'imbucata, tantissimi schemi interessantissimi da parte di mister Mendicino, imprevedibili anche per noi che ne abbiamo viste di parecchie. Ed è proprio così, mister Mendicino toglie sempre il coniglio dal cilindro, ne ha pensate tantissime per rinvigorire, dare nuova vita forse a un nuovo ciclo di questo torneo delle regioni. Adesso ripartiamo velocemente con Chiappetta, poi la palla per Gallo che se la trascina fuori, riparte velocemente la selezione trentina con Siesto che in questo momento è l'unico ammonito della gara, forse ostruzione di Ali, ma il direttore di gara lascia giocare, quindi Trento si avvicina pericolosamente all'area di rigore della Calabria, guadagna un fallo laterale, la palla dietro per Vivian che la scarica su Capitan Bonmassar, ancora per il numero 11 Vivian riapre per Januszowski, viene anticipato nettamente da Ali a entrenare, il tiro di Ali, ancora Ali, suolata per Chiappetta, la puntata di Chiappetta è sulla linea, Siesto salva sulla linea, praticamente vicinissimi ancora una volta al gol del 2-0. Incredibile salvataggio sulla linea di Siesto, sulla bordata dal limite dell'area e poi gioco nuovamente fermo per rimettere la porta al proprio posto. Fabrizio, siamo andati nuovamente per l'ennesima volta vicino al gol del 2-0 che credo a questo punto meritiamo ampiamente. Scavalcata da 17 secondi la metà della prima frazione e un monologo calabrese fin qui, non se ne vogliono chiaramente da Trento, però fin qui sì, effettivamente sto notando soprattutto una grandissima concentrazione nei ragazzi calabresi che sanno subito che cosa fare con il pallone tra i piedi e senza palla non stanno concedendo spazio a Trento che comunque, lo dobbiamo riconoscere, sta attaccando la difesa avversaria con cognizione, non si stanno buttando giù o lo stanno sprecando palloni lunghi, quindi attenzione comunque al Trento, sarebbe importantissimo, sarebbe fondamentale portare almeno a 2 il vantaggio su questa squadra che resta temibilissima. E come stiamo vedendo adesso addirittura anche Gulli si era proposto, il nostro portiere, il nostro estremo difensore, per ricevere palla, poi brutto contrasto tra Grandinetti e Verardi a centrocampo, riusciamo ad uscire fortunatamente con la palla al piede, Chiappetta non riesce a saltare Capitan Bonmassar che riparte, la palla per Vivian, veloce ripartenza, poi Ali il contrasto e Gulli a risolvere tutto. Si era fatto minaccioso il Trento con questa sgroppata di Vivian sulla fascia, assistito dal suo capitano.
Quello che dobbiamo invece evitare è capitata già la seconda volta, prima Ali, adesso Chiappetta, hanno perso un attimo quel momento opportuno, non sapevano quasi cosa fare, se scaricare sul secondo palo oppure andare a calciare. La difesa chiaramente in quelle situazioni è avvantaggiata e riesce ad accorciare. Ali ancora cerca di non fare passare l'avversario, ti ridò subito la linea. Ed è Vivian con il numero 11 che cerca l'imbucata per il compagno, per Levri, che è rientrato in campo, ma la palla finisce, si spegne largamente al lato e c'è time out chiamato dal nostro allenatore, da mister Mendicino, e noi ovviamente ne approfittiamo per riposare un minuto. Termina il minuto di mister Francesco Mendicino, 8,56 sul cronometro, 1-0 per la Calabria. Lo ricordiamo, il gol di Verardi a 13:03 della prima frazione di gioco, quindi poco meno di 7 minuti di gioco, 6,57 praticamente. Siamo pronti a ripartire con il nostro portiere Gulli, che ha la sfera nelle mani. Gulli la mette lunga per il neoentrato, esordisce Tigani del Polistena Calcio a 5. Adesso riparte il Trento con Vivian, la palla per Bommassar, Grandinetti che nel frattempo è rientrato in gioco, Levri forse ostacolato, incrocio delle linee con Andrea Lì, il nostro capitano, che la allunga per Tigani a contrasto con Grandinetti. Questa volta il direttore di gara premia Tigani e quindi la rimessa laterale per la Calabria. Dopo una prima fase molto frenetica, adesso forse la gara si è un po' assestata, anche se non ci sono state grandi conclusioni da parte della selezione trentina. Adesso Gentile, che anche lui è rientrato da poco, cerca il numero sulla fascia, su Levri, non si riesce, porta la sfera fuori. E può ripartire Trento con Grandinetti, Vivian sulla propria linea della mediana del campo, la palla ancora per Grandinetti che salta netto l'avversario e poi subisce questa volta il fallo. Questa volta c'è tutto, l'abbiamo visto. Il direttore di gara forse in un primo momento, Fabrizio, stava pensando addirittura al giallo, avevo visto le mani in tasca, poi magari ci ha ripensato. Il fallo questa volta c'è tutto, lo possiamo dire, lo abbiamo visto, abbiamo sentito il rumore del contrasto. 4-4 la situazione falli. Calabria che adesso, come stavi sottolineando anche tu Massi, sta cercando un po' di tirare anche un po' il fiato dopo la prima metà di gioco, le primi 10-11 minuti giocati con il piede a manetta sull'acceleratore, deve necessariamente rifiatare. Fatta anche tanto caldo qui oggi pomeriggio al Palattinà, e questi primi caldi sappiamo anche che hanno un'influenza sulle gare, sulle partite. Vediamo ora questa punizione che viene respinta tranquillamente, ecco, da Gulli, contropiede Calabria che con Paolino Chiappetta se la porta fuori. Era stato Bommassari, il capitano del Trento, a calciare il piazzato, l'unico della sua selezione a non essere ancora uscito, quindi Grandinetti forse aveva dato il cambio poco fa ed era rientrato. Il gioco intanto è fermo perché abbiamo un giocatore a terra, forse Gentile si è accasciato a terra e quindi sportivamente è stata messa la palla fuori. Gioco fermo, speriamo non sia nulla di grave, si sta, credo, rialzando, Gentile si stia rialzando, non dovrebbe essere nulla, una botta al volto, ci può stare. E intanto noi vi ricordiamo, sì, assolutamente, che i ragazzi e le ragazze che si contenderanno nel torneo delle regioni avranno la possibilità poi
ampliare, ecco, poi le proprie conoscenze con il percorso STEM che è stato voluto dalla LND in questa mini rivoluzione culturale. E colgo anche l'occasione, Massi, di ringraziare anche Pietro Siglari, oggi nostro regista, nostro cameraman, ha fatto tutte e 4 le partite, sarà stanco, stremato, e un ringraziamento lo dobbiamo anche a lui e anche a Franco Cufari. Ovvio, mi associo ai ringraziamenti a Pietro, che sta facendo di tutto e di più per noi oggi qui, prima dal Pianeta Viola e poi dalla pallatina di Lazzaro. Intanto Gullì l'ha spaccata, la palla che resta nel nostro possesso, forse un fallo su Chiappetta, sì, fallo di Grandinetti su Chiappetta, e quinto fallo del Trento quando mancano 7-11 alla sirena. 7 minuti in cui potremmo anche sfruttare. Fattore interessante, anche perché entrambe le squadre, nonostante fossero già cariche a 3 falli, a 4 falli, hanno continuato sempre a pressare il portatore di palla, mai nessuno ha impostato senza un avversario davanti. E allora siamo in banda sinistra con Gentile, la suolata di Gentile che si presenta tutto solo davanti a Creazzi e di punta cerca di trovare il Pertugio, non riuscendoci. Ancora una volta il muro dell'estremo difensore di Trento, poi Gentile ha già ripreso le operazioni, ha scambiato con Verardi, è ritornato in possesso di palla. Il gioco di suola di Gentile, ancora Verardi che entra in mezzo al campo, la conclusione di Verardi che però c'entra in pieno Tigani, ancora Gentile converge verso il centro, suolata di Gentile, Verardi, la palla per Chiappetta, ancora Chiappetta, si gira e non trova il bersaglio grosso. Stiamo facendo quello che vogliamo nella metà campo offensiva, dobbiamo restare concentrati dietro. E in questo momento Trento si affaccia dalle parti di Gullì con Levri che conquista una rimessa laterale in zona offensiva, e ancora lo stacanovista Bommassar a far ripartire l'azione, palla a Grandinetti, interviene Tigani. C'è un problema sul cronometro, è stato assegnato il quinto fallo anche alla Calabria, un errore semplicemente di digitazione del crono. Non appena si fermerà il gioco si andrà subito a correggere, chiaramente dalla gradinata del Palattina si faceva subito presente questa situazione, ma attenzione anche qui a Trento che con la deviazione rischia di spiazzare un po' Gullì, questa palla pazza che era partita, e prima della ripresa, eccolo qui, si andrà a sistemare il cronometro. 6:09 all'intervallo, 1-0 Calabria, la rete è stata di Verardi. E come dicevi tu, gioco fermo, bisogna segnato un fallo in più alla Calabria. La Calabria ha effettuato solamente 4 falli, adesso è stato invertito il numero dei falli, è 4 Calabria, 5 Trento, mentre il tabellone luminoso segnala il contrario. Cino e Capitano Ali fanno notare questo al crono, alla coppia arbitrale, e lo stesso tecnico del Trento è andato a comunicare l'errore che ci può stare ovviamente in momenti concitati del cronometrista. Vediamo. In ogni caso c'è anche il cartellino col numero 5, se volessimo evitare di affidarci all'analogico e al digitale, c'è il cartellino col numero 5 rivolto verso la panchina del Trento. Si capisce benissimo che il bonus falli è per la squadra di Mister Relos, però non vedo sistemazione adesso in questa situazione, si rimane così, vediamo un po'. Sì, siamo rimasti col dubbio perché adesso hanno invertito la situazione dei falli. Il Trento sta battendo questo calcio d'angolo, fortunatamente sempre il solito Gentile che conquista la palla e la fa ripartire. Tigani serve sulla corsa Chiappetta sta per entrare in area, poi Tigani con forza evita di far ripartire velocemente Trento, e ci rischieriamo fortunatamente con la prima linea composta da Gentile e Tigani, e dietro Verardi e Chiappetta siamo schierati. Bommassar sta guidando Trento, intanto è stata correttamente sistemata la situazione dei falli, come potrete vedere in video. 5 falli Trento, 4 Calabria. Intanto attenzione perché riparte Gentile, salta il portiere, Gentile 2-0 per noi, 2-0 per la Calabria. Francesco Gentile, 5 minuti e 25 sul cronometro, finalmente il raddoppio, anche se probabilmente Gentile stanno festeggiando, giustamente i nostri ragazzi stanno festeggiando. 2-0 per noi, Fabri. Strameritato assolutamente come il pane, anche a livello mentale, anche a livello di impatto sulla gara.
e non so se addirittura, esatto, Daniele Los punta subito sul power play, quinto di movimento immediato per il Trento. Avevamo sbagliato 2-3 contropiedi, avevamo sbagliato 2-3 buone conclusioni costruite, meritatissimo fin qui, e ora si va in apnea per il possesso in più per il Trento. 5:20 all'intervallo, 2-0 strameritatissimo, speriamo di poter ampliare ulteriormente, ma attenzione ancora, lo ripetiamo, a questo Trento. Ed è Vivian che ha indossato la casacca del portiere di movimento, il numero 11 di Trento. Come dicevi giustamente tu, lo sottolineavi, Daniele Los subito gioca il power play e il Trento nella metà campo offensiva. Il giro palla, Vivian, Grandinetti per Vivian il tiro, la conclusione rimpallata da Ali. Siamo chiusi bene, stiamo difendendo con ordine. È immediatamente rientrato lì non appena si è capito che Daniele Los avrebbe messo il quinto di movimento. Vuole anche la sua fase difensiva mister Mendicino. E intanto vediamo che forse si prepara ad entrare anche Emanuele Spanò, l'altro giocatore del Polissena Calcio 5 che fa parte della rosa della selezione Under 19, ma è Vivian sempre per Trento che riprende le operazioni di gioco. Palla per Bonmassar, Grandinetti ancora Bonmassar, di nuovo in banda per Vivian apre sulla destra per Grandinetti cerca l'imbucata, non ce la fa, e poi Tigani a pressare, fase un po' concitata, la mette a terra lì per Tigani, il pallonetto di Tigani, il tocco vellutato e la palla che finisce, si spegne di poco al lato. 4:25 da giocare, 2-0 per la Calabria. Riparte sempre in power play Trento con Bonmassar a comandare le operazioni di gioco. La palla sulla destra per Grandinetti, Bonmassar, Vivian, questo è lo scandire dei passaggi trentini. Ancora Grandinetti, il capitano Bonmassar, ancora Grandinetti in banda, al centro per Bonmassar. Tanto possesso palla come è normale che sia, giocando con il power play si cerca il giusto varco per imbucare. Trento gira la palla, poi Bonmassar, la palla filtrante, chiude, bravissimo dietro, credo sia Chiappetta, era Verardi anzi, numero 4 Verardi, che ha chiuso in banda, è stato molto bravo a leggere la diagonale, evitando a Gulli una sofferenza. Poi riparte Vivian con il numero 11, intanto scorrono i secondi sul cronometro, meno di 4 minuti al termine. Bonmassar, Vivian, la palla dall'altra parte, Grandinetti la conclusione, palla strozzata quindi fuori e Gulli comodamente può rimetterla in gioco. Trento non è riuscita intanto a fare la sostituzione del portiere, ma Gentile, un po' forse in maniera testarda, non ha capito la situazione, anche se riusciamo a riprendere il pallone con Ali per Tigani, il tiro cross di Tigani potremmo dire, è venuta male questo passaggio filtrante, mentre esce Grandinetti e rientra Sesto. Unico ammonito del match. Ricordiamo anche che Trento è in bonus falli, 17esimo che è appena scoccato in questo primo tempo. Conclusione di Januzowski, deviata da Tigani, per poco non beffa Gulli. Trento vicinissimo a riaprire la contesa. Resta in fase offensiva la selezione trentina, sempre schierata ovviamente con il portiere di movimento, con Bonmassar, la palla per Vivian per Januzowski, ancora in banda per Sesto che viene chiuso da Verardi. Resta in fase offensiva Trento, poi Gentile di testa, spizzica la palla, Gulli di controbalzo, Gulli alto, ci ha provato Giuseppe Gulli, si soffre Fabri. 2 minuti e 27 da giocare, il Trento in power play ancora con Bonmassar, dobbiamo sfruttare questa situazione. Ma lo sta facendo davvero bene, tanti passaggi a stancare la difesa avversaria e poi sempre a cercare il pallone in banda, il pallone in angolo, soprattutto al lato sinistro della difesa, ma dall'altra parte c'è anche un Verardi che sta comandando la fase difensiva veramente da professore, direi. È un vero professore della difesa Verardi della Città di Fiore, sta giocando benissimo, sta interpretando benissimo il suo ruolo. Poi la conclusione di Bonmassar che trova la deviazione, per poco non riapre veramente la contesa Trento, va vicinissimo. E in maniera intelligente Trento, non trovando spazio, cerca anche la conclusione dalla lunga, e non è la prima volta che crea qualche grattacapo, qualche preoccupazione a Gulli anche in tema di possibili deviazioni. Detto ciò, Sesto sbaglia completamente il calcio d'angolo regalandoci il pallone, quindi tra l'altro adesso rientra Creazzi, Vivian lascia posto al portiere, quindi torna a giocare con i
5 iniziali il Trento, quindi toglie la situazione di power play, tecnico loss. Palla per Ali. Ali rallenta il gioco su Verardi. Verardi si inserisce tra le maglie di Trento. La palla per Tigani. Tigani dietro per Gentile. Ancora la suolata del talentuoso Gentile. Gentile fa tutto il campo, poi torna dietro. Riapre per Ali. Ali per Tigani. Tigani di tacco alla cieca. Perde la palla ma la va a riconquistare. Ripartiamo 3 contro 2. Gentile scarica per Tigani. Il tiro di Tigani chiuso da Creazzi in uscita. Non c'è nemmeno il calcio d'angolo. Si riparte, rimessa dal fondo. 1 minuto e 16 da giocare. 2-0 per la Calabria. Intanto Gentile è nuovamente a terra. Anche in questo caso mi sembrava ci potessero essere gli estremi per una deviazione sul tiro di Tigani, di Tigani, esatto, che aveva calciato, che ha provato poi la botta di potenza sul primo palo. Forse poteva anche cercare un po' un tiro a mezza altezza, un po' uno scavetto, perché il portiere era già andato giù a terra ed è stato infatti poi il difensore a deviare questo pallone. Certe occasioni però, ecco, se proprio vogliamo trovare un piccolo neo su un primo tempo quasi perfetto, certi contropiedi vanno finalizzati perché lascia ancora spazio aperto agli avversari. E intanto, come dicevamo, ha fatto il suo esordio Emanuele Spanò con il numero 5, è appena entrato in campo ovviamente per sostituire Gentile. E adesso una decisione controversa, ancora una decisione controversa della coppia arbitrale, rimessa laterale assegnata a Trento. 1 minuto in questo momento alla conclusione del primo tempo. La palla imbucata e poi Gulli questa volta sbaglia completamente la misura della conclusione, palla che tocca il tetto del Palattina di Lazzaro, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per Trento con Vivian e Bonmassar sulla palla. 51 secondi alla conclusione, chiuse le maglie calabresi. Spanò ha fatto il suo esordio, come abbiamo detto pochi minuti fa, con il numero 5 del Polistena Calcio 5. Bonmassar a comandare le operazioni, palla per Vivian, la suolata di Vivian, palla ancora per il suo capitano. 30 secondi alla conclusione, Ali intercetta la palla e va a segnare, palo di Ali. 25 secondi, palo di Andrea Ali, incredibile. Sembrava gol Fabbri, era quasi il tris, sembra di rivedere il primo tempo della femminile. Assolutamente vero Massi, assolutamente sì, e qui Ali ha rischiato di fare il tris che avrebbe anche meritato, aveva tenuto benissimo la posizione. Trento allora che cerca in questi ultimi 20 secondi di dimezzare lo svantaggio. Attenzione ancora Bonmassar, la chiusura, attenzione ancora, porta sguarnita e stavolta arriva sì il tris. La realizzazione è di Gentile, stavolta sì è proprio lui con la maglia numero 8. 3-0 Calabria a 8 secondi dall'intervallo. Eh sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, 3-0, 3-0 per la Calabria, 8 secondi all'intervallo il gol di Gentile, che quindi va a segnare la sua doppietta Fabbri. 19:52 della prima frazione. 8 secondi al termine, ancora Gentile. 3-0 per la Calabria, risultato netto, primo tempo indiscutibile. Abbiamo finalizzato bene e intanto Trento forse saggiamente decide di non affondare, lasciando scorrere il cronometro. 1 secondo all'intervallo. Risultato rassicurante, anche se come vediamo mister Mendicino ancora si sta sbracciando. E termina qui la prima frazione. 3-0 per la Calabria. Fabri, un primo tempo giocato bene dai ragazzi di mister Mendicino, poche sbavature, il risultato parla chiaro. Approccio perfetto, risultato parla chiaro, risultato forse anche un po' stretto, mi permetto di azzardare questa affermazione. C'è stato anche un palo colpito da lì, c'è stato il bonus falli con cui è stato costretto a giocare praticamente la metà della prima frazione di gioco il Trento. Questi sono segnali importanti, sono numeri importanti, ma mister Mendicino credo che cercherà, più che elogiare i suoi ragazzi per quello che di buono hanno fatto, sicuramente lo farà, cercherà di tenere alta la concentrazione, perché Trento può bastare anche un gol per riaccendere gli entusiasmi, per rischiare di riaprire una partita che fin qui sta vedendo solo una protagonista, e quella è la Calabria. Allora noi restituiamo la linea alla regia di Pietro Siclari, quindi 3-0 della Calabria Under 19 contro i Parità di Trento nel primo tempo, e ci risentiamo tra poco per la seconda frazione di gioco, sempre qui in diretta dalla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro.
10 minuti, 10 minuti abbondante.
l'audio. via l'audio. Ma proprio che non si sente nulla. Quindi lo dobbiamo tenere leggero leggero. Io purtroppo devo gridare perché giustamente mi devo gridare, ragazzi, microfono! Sì, ma E fai io bene, devo, tu fai perché bene. non so, mi Fai bene vergogno pure per voi. Ok, fai bene, si sente, cioè, in questo Perché non si sente in quel frangente? Non si sente. fai benissimo, fai benissimo. Tu vai tranquillo, non siamo permalosi. Allora, io tolgo fine primo tempo, va bene? Massimo, tolgo fine primo tempo. C'è? C'è ancora. No. Ah, perché alzate? Quindi non sta andando Toscana bene. Gioia, Gioia, ti serve? Ti serve questo? Ci vediamo dopo allora. Io vado con la moto, giusto Pietro? Comunque, Piero, Piero. Rientriamo in cronaca dalla Palatina di Motta San per il secondo tempo di Calabria-Trento della Under 19, risultato positivo per la Calabria, era 3-0 con i gol di Verardi e la doppietta di Gentile nella prima frazione di gioco. Forse un po' stretto, dicevamo, anche gli addetti ai lavori qui accanto a noi dicevano potevamo segnare qualche gol in più, però comunque un 3-0 abbastanza netto e meritato. In questo momento la coppia arbitrale fischia all'inizio e parte il countdown dei 20 effettivi del secondo tempo. Trento che cerca di affondare, ma la palla si spegne fuori, quindi ripartiamo con la rimessa laterale di Ali per Gentile. Gentile tiene la palla, poi la apre per Gallo, Gallo per Verardi. Noi abbiamo iniziato nuovamente con gli stessi, con i primi 5 della prima frazione di gioco, mentre intanto Creazzi blocca le nostre velleità offensive, che sono ovviamente Gulli in porta, numero 4 Verardi, numero 8 Gentile, numero 10 Ali, numero 11 Gallo. Questi i nostri 5, il nostro starting 5. E anche il Trento, come sottolinea giustamente Fabrizio, stesso quintetto con Creazzi in porta, il 2 Bommassar, 7 Grandinetti, 9 Lievri e 11 Vivian. Gallo intanto salta netto il capitano Bommassar, la palla per Gentile, lo scarico Verardi! Verardi! 4-0, 19:06 sul cronometro al momento del gol di Verardi, quindi doppietta di Verardi, doppietta di Gentile, 4-0 Calabria. E qui secondo me
hanno fatto i ragazzi proprio quello che ha detto mister Mendicino, loro ne sono sicuro nello spogliatoio, e lo stesso Mendicino sta applaudendo, cercando lo sguardo, di incrociare lo sguardo di ciascuno dei suoi 5 giocatori in campo. C'erano da sfruttare questi contropiede, il Trento concedeva il fianco, soprattutto ora che era prima sotto di 3 gol, adesso sotto di 4, miglior avvio di ripresa non si poteva chiedere alla Calabria, e diciamolo pure Massi, anche il primo tempo non si poteva chiedere, primo tempo migliore approcciato alla grandissima, solo il rammarico, magari fosse sempre così, di aver segnato qualche gol in più. E come hai sottolineato tu, adesso diciamo il risultato sta assumendo una forma più consona a quello che abbiamo visto in campo sia nei primi 20 sia in questo primo minuto e mezzo della ripresa. 4-0 Calabria, risultato netto ma in discussione. Stanno giocando bene i ragazzi, hanno approcciato bene già nella prima frazione, tanti schemi come sottolineava il collega Fabrizio Cantarella. Adesso Ali che si propone in fase offensiva viene fermato, riparte Bommassar, poi la perde Gentile, forse viene sgambettato, l'arbitro non concede il calcio di punizione ma assegna la rimessa laterale alla Calabria, con il solito Andrea Ali delle Pantere Nere Catanzaro a battere questo fallo laterale. La palla per Verardi, la grande parata di Creazzi, spaccata con il piede destro, e grande intervento del numero 1 trentino Fabrizio. Non è il primo dell'incontro, ne ha fatti già 3 con i piedi, tra l'altro va giù molto bene in spaccata, sa cosa c'è da fare. Attenzione adesso a questo calcio d'angolo con il rischio di perdere questo pallone, ottimamente gestito qui da lì, ancora Gallo scappa via, qui forse c'è l'estremo per un fallo, ma il pallone termina fuori dopo una deviazione. No, non c'è stata deviazione, si riprende a giocare, Trento di nuovo in possesso. Riparte l'azione di Trento con il solito Grandinetti ad impostare il gioco, poi Vivian. Trento sicuramente che ha subito fonte emotiva di questo 4 gol. Adesso Grandinetti scarica per Bommassar che a sua volta la cede a Vivian, ancora il capitano dei trentini. Palla per Grandinetti che sbaglia il controllo, pressato da Verardi, salta Creazzi, Verardi e sono 3 per Verardi. 17-27, 5-0 per la Calabria, ancora Francesco Verardi. E qui adesso sta andando in discesa il match, non potevamo chiedere avvio di ripresa migliore ai ragazzi calabresi di mister Mendicino. Verardi caparbio nel recuperare quel pallone, a sedere poi anche il portiere, a depositare a porta sguarnita, si porterà a casa decisamente il pallone dell'incontro. Gli auguriamo chiaramente che possa ulteriormente migliorare il suo score personale. E sono 5 Fabrizio, 5-0 Calabria-Trento quando mancano 17 minuti al termine di questa gara. Adesso Bommassar, la palla per Vivian nella conclusione della distanza, rimpallata da Ali, poi il colpo di testa di Lorenzo Gallo. Trento che recupera con il numero 11 Vivian, il suo filtrante non trova nessuno, ancora Gallo caparbio sulla banda, perde il pallone, Bommassar, la puntata di petto Gullì, risponde presente anche il nostro portiere, forse la prima vera conclusione di Trento verso il nostro specchio di porta. Sì, prima parata di Gullì praticamente inoperoso nel corso della prima frazione, merito anche dei suoi compagni in difesa che hanno occupato bene gli spazi, non hanno concesso conclusioni pulite, conclusioni facili a Trento, che ci prova adesso a spingere sull'acceleratore, ma chiaramente 2 gol subiti nell'arco di 3 minuti nell'avvio di ripresa diciamo disfano tutti i piani che mister Loss aveva fatto dopo il riposo lungo. Che la nostra selezione Under 19 potesse essere propensa a segnare tanti gol lo sapevamo, perché in rosa abbiamo appunto Gallo che ha segnato già 28 gol con la prima squadra in C2 col Fortuna, i 21 gol di Ali sempre in C1 con le Pantere Nere, i 16 di Tigani col Polistena ancora in C1, i 12 di Gentile con Crimisa, ma la tripletta di Verardi questa forse non ce l'aspettavamo proprio. Buon per noi, 5-0 quando ormai mancano poco meno di 16 minuti al termine. Il Trento cerca di rientrare in gara, ma la testa non dice di no la testa. Forse i ragazzi del tecnico Loss hanno risentito di questa 1-2 iniziale nella ripresa. 5-0 per la Calabria. Adesso è Lorenzo Gallo
La sfera per Gentile. Gentile apre dall'altra parte per Verardi. Verardi per Gallo. Ancora Gallo. Salta l'avversario, la botta di Gallo da fuori. In surplus adesso qui la Calabria chiaramente sul parziale di 5-0, anche mentalmente approcci in maniera differente le giocate, senza ansia, senza pressioni, senza paura, e si sta andando praticamente sempre in verticale, almeno in questi ultimi due possessi della squadra di mister Mendicino, che adesso attende, non pressa troppo alto e sappiamo bene come far male in contropiede. Ed eccolo qui Ali che va dall'altra parte dove c'è Gallo, il miracolo ancora di Creazzi. 15-21, gran parata di Creazzi ancora una volta, questa volta con il corpo a dire di no a Lorenzo Gallo. Calcio d'angolo per la Calabria, con Andrea Lì, il capitano, che va ad incaricarsi della battuta. Forse Januzowski che concede solo una rimessa laterale. Vai Massi. ed è surplus, come sottolineavi tu, perché i nostri ragazzi adesso vengono fuori alla grande da diverse situazioni di gioco. 6-0 a 14:49 dalla Sirena. La palla nei piedi di Gentile. Gentile, il numero di Gentile. Gentile salta quasi il portiere, poi rinviene Bommassar che salva i suoi. Stiamo giocando davvero bene in questa ripresa, molto cinici. La palla per scarico dietro per Verardi, la palla dentro per Gallo. Gallo la difende, poi la perde per l'intervento di Bommassar, ma è Gentile caparbio nel riconquistarla. Gentile, forse il fallo di mano di Vivian, l'arbitro non fischia, la coppia arbitrale lascia correre poi Vivian, la conclusione, ma Lorenzo Gallo anche oggi, che partita di Lorenzo Gallo. Domenica ci aveva estasiato nella finale regionale Under 19 contro i gol e 3 assist, oggi anche tra i migliori dei suoi. Ed è time out in questo momento. Andiamo a riposare anche noi un minuto sul parziale di 6-0. Ricordiamo i gol, la tripletta di Verardi, i doppietta di Gentile e il gol di Lorenzo Gallo. Riprendiamo e ci sono dei cambi ovviamente, perché credo sia rientrato Tigani con il numero 9, anche Chiappetta con il numero 6, mentre rimangono al loro posto Verardi e Dalì. Quindi la fase offensiva, i due frontman cambiati da mister Mendicino. Palla in banda per Gulli, Gulli per Tigani, Tigani che viene ostacolato da Vivian. La palla termina sul fondo, riparte subito Trento con Creazzi per la capitan Bommassar. Bommassar nella metà campo offensiva, adesso Vivian. Lo scarico per Levri, anzi era Januzowski, palla ancora per Vivian, poi Bommassar ancora, pressato alto da Ali e Tigani, il Trento cede il pallone. Il portiere del Trento sta veramente togliendo le castagne del fuoco nonostante il 6-0, risultato che poteva essere chiaramente più ampio. Le sue spaccate stanno diventando decisive, ma noi continuiamo a creare, i ragazzi rimangono in partita, anche mister Mendicino con i cambi sta alternando per tentare di mantenere alto anche l'intensità di gioco.
avvicinate è anche giusto dosare le energie, cercare di fare ruotare sfruttare tutta la profondità della panchina. Domani già si torna in campo. Ed è proprio così. La sfida alla Lombardia. Restiamo concentrati adesso in cronaca con Chiappetta. Prova ad imbucare Chiappetta per Verardi. Palla che non arriva a destinazione, quindi può ripartire Trento. Januzowski per Vivian. Vivian per Bonmassar. Bonmassar, l'esterno di Bonmassar dalla lunga distanza. Non può impensierire Giuseppe Gullì. E quindi ripartiamo con Verardi, poi Ali. Ali, la palla in profondità per Chiappetta. Quella palla di Bonmassar è lo specchio fedele della situazione di quella che è adesso la mentalità di Trento. Sta cercando a testa bassa di trovare l'episodio per riaprire un po' il punteggio, però ancora qui Ali non concede nulla a Bonmassar, va sempre verso dietro Trento. Forse adesso cerca di andare in verticale, ma si chiude benissimo ancora nei raddoppi, senza palla la Calabria. Addirittura triplicato Levri dai nostri ragazzi. Poi Bonmassar, la conclusione. Si immola Tigani sul tiro e poi respinge lì. Non concediamo veramente nulla a Trento, che sta provando quantomeno a segnare il gol della bandiera. Ma siamo concentrati, restiamo concentrati, anche perché Mister Mendicino sta catechizzando i suoi ancora una volta. Poi la parata di Gullì sul tiro di Vivian. Ripartiamo con Chiappetta. Chiappetta in banda. Chiappetta perde palla, riparte il Trento, ma Verardi, grande partita anche del calcettista della Città di Fiore. Poi Tigani pensava alla sovrapposizione del compagno, però giustamente lì sta andando e tornando come una furia. Ha chiesto tempo per rifiatare. Tra l'altro, a differenza del primo tempo, Ali sta spaziando sia a destra sia a sinistra. È partito a sinistra in questa ripresa, lo troviamo a destra, lo troviamo al centro, lo troviamo anche solo davanti a Creazzi. Il pallone fermato sulla linea, proprio sul più bello. Andiamo vicini anche al Settebello. La palla di Ali salvata sulla linea. Poi ancora il Trento che prova a rientrare in gara. Gullì, Vivian, c'è il gol. Il gol del Trento, 11-0-1. Gol di Vivian, 6-1. Rientra in partita la selezione trentina. E se riavvolgiamo il nastro, abbiamo visto anche Ali che chiedeva calma prima per rifiatare anche un po'. Forse questo è un gol frutto più di un principio di stanchezza che ci può anche stare dopo i primi quasi 30 minuti. Ci stiamo avvicinando alla metà della seconda frazione di gioco. A corsa di distanza il Trento, e attenzione anche ai numeri, attenzione anche ai gol, perché in situazioni del genere, in questo tipo di competizioni, anche la differenza reti è importantissima. Intanto Massi, a differenza del primo tempo che si è chiuso con Trento in bonus falli, arriva solo ora, quasi a metà della ripresa. La prima irregolarità l'ha commessa proprio Trento, ma attenzione adesso a Gallo che cerca di andare in banda, viene fermato, no, se la porta fuori, la rimessa è del Trento. Non abbiamo dato modo di intervenire a Trento finora, quindi pochi falli, gioco fluido e gol soprattutto della Calabria in questa seconda frazione di gioco. E poi ancora Trento che però cerca di rientrare definitivamente. C'è le mani di Gullì a dire di no alla conclusione dalla distanza di Januzowski. Ha perso qui forse l'attimo per rinviare, far partire la ripartenza. Ali sbaglia adesso qui, secondo me ha bisogno un po' di rifiatare il capitano, che ha speso davvero tantissimo. Sì, lo vediamo sulle gambe, quindi sicuramente avrebbe bisogno magari di un cambio, però lui stoicamente rimane sul parquet. Mister Mendicino non si priva del suo capitano. E a 9:57 dalla conclusione il Trento imposta con Vivian, l'autore dell'unico gol della selezione trentina. Palla per Capitan Bonmassari in banda destra. Ali lo pressa forte. Poi il raddoppio di Gallo. Positivo il raddoppio di Gallo, sempre ad aiutare il compagno. Trento che rimette la palla a gioco con Bonmassar, Grandinetti, poi Vivian, poi ancora Grandinetti. Ancora il numero 11 Vivian, sbaglia questa volta la misura per il suo capitano, ci regala
la rimessa laterale, respiriamo, e proprio in questo momento esce uno stremato Ali, al suo posto rientra in campo Gentile, che la rimette in gioco per Verardi anch'egli sbaglia la misura del passaggio per Gallo, però c'era stato un tocco, quindi rimessa in fase offensiva per la Calabria con Gentile, Gallo, Gentile, palla per Verardi sulla sinistra per Chiappetta dietro per Verardi, mister Mendicino scandisce i passaggi dei suoi ragazzi, poi Chiappetta, azione personale di Chiappetta, non riesce il tocco decisivo. Trento riparte con Vivian e Grandinetti, adesso Vivian, Gallo di testa, intercetta, Gentile a contrasto con Grandinetti, palla fuori. Una fase in cui concediamo il possesso palla, grande contrasto, recuperiamo la palla con Verardi per Gallo la rimette dentro per Verardi, e Bomassar salva tutto, addirittura Verardi credo finisca in rete per la concitazione, era andato a cercare di chiudere il secondo palo a contrasto con un avversario. Guadagniamo un calcio d'angolo, comunque chiama lo schema Gentile, il numero 3, abbiamo sentito chiaramente anche qui dagli spalti. Palattina di Motta San Giovanni Lazzero che si è riempito per questa gara dell'Under 19. Lo schema, poi la puntata di Gentile che trova ancora Creazzi pronto a dire di no, addirittura in due tempi la blocca e riparte il Trento. 8-11 alla Sirena. Gara tutto sommato sotto controllo da parte della Calabria, che forse poteva addirittura ampliare, potrebbe ancora ampliare il divario, anche se negli ultimi minuti forse sta un po' respirando. Adesso Gallo, intelligentissimo, protegge la palla che si spegne alla sinistra di Gullì. Ma che partita sta facendo Gallo, non me ne vogliano tutti gli altri, ma secondo me è il migliore in campo, non ha perso mai un pallone, ha giocato sempre con tanta intelligenza e ha sempre aiutato senza palla, tornando in fase difensiva. Solo un gol per lui, ma tante belle giocate. In questo sport sentiremo parlare di questo ragazzo, assolutamente, cresciuto nel GS Catanzaro Club, tutta la trafila dai pulcini fino alla prima squadra, poi in C2 con la fusione del Futsal Fortuna, quest'anno addirittura 28 reti nel campionato di Serie C2, il marchio sul titolo regionale Under 19 di questa squadra, e oggi grande protagonista e sicuramente se ne parlerà per tanto tempo. Un pivot veramente come pochi negli ultimi 10 anni, Fabrizio, ne abbiamo visti pochi di questa caratura, grande classe, grande corsa, grande caparbietà e grande cattiveria sotto porta. Non dimentichiamo neanche, a mio avviso, anche Praticò nella selezione dello scorso anno, che ha guidato l'attacco anche sulle ali di Costantino, di Iaria, anche loro grandissimi talenti made in Calabria, ma sicuramente Gallo è un po' più basso rispetto alle lunghe leve di Praticò, il che lo rende molto più dinamico magari per certi versi, e facilita anche nello scalare la marcatura in difesa. Trento che lavora ora sul perimetro, questo pallone, l'imbucata dentro che viene chiusa da lì, che ha rifiatato, è rientrato, parte via con un tunnel, là lì il pallone per Gallo lungo di un soffio. Stiamo dando spettacolo anche a tratti in questa seconda frazione di gioco. Mister Mendicino ha costruito veramente una squadra battagliera, è molto tecnica, molto fisica. Non so se sei d'accordo o meno con me, è difficile dire dove finiscano i demeriti del Trento e i meriti della Calabria. Difficile parlare che il Trento abbia sbagliato poco o nulla, Calabria molto cinica a mio avviso, Trento che ancora qui chiude bene, parte in contropiede 3 contro 2, ma quando lì ti fa anche quelle chiusure in quel modo è difficile per qualsiasi squadra. Assolutamente, l'esperienza di Andrea Lì, settore giovanile della Sensation, poi sbaglia qui Verardi, recupera la palla Bombassar che la apre male per il compagno, il neo entrato all'esordio in questa gara, quindi nel torneo delle regioni, il numero 4 Carli, che non era sceso ancora sul parquet, riconoscibilissimo dalla chioma bionda tipica della sua area geografica. Permettimi di dire anche la classe di Gentile, il ragazzo del Real Crimea, che ha un passato con la Roma Calcio 5 nei campionati nazionali. Quindi un quintetto molto ben assortito, ma anche i ragazzi che stanno sostituendo i 5 che hanno giocato dall'inizio e che stanno giocando
assolutamente scelti minuziosamente da mister Mendicino nel suo percorso di avvicinamento a questa manifestazione. Adesso ancora le giocate di Gentile, che prova ad inserirsi tra le maglie trentine, non ci riesce, riparte Verardi, ancora Gentile, la puntata dalla distanza di Gentile, fuori di poco, fuori di un nulla ancora una volta. Tornando su quello che stavi dicendo su Ali, voglio lanciare una provocazione tipica di quello che poi è il mio lavoro. Io mi chiedo ancora cosa ci faccia in Serie C1 un giocatore come il capitano. Già da tanti anni ha disputato con la Sensation prima, con le Pantere poi, ha giocato sempre campionati diciamo per la salvezza, diciamo così, ma secondo me giocando con minutaggi importanti, è un riferimento importante già nelle prime squadre, nel massimo campionato regionale, secondo me potrebbe anche essere arrivato il momento per spiccare il volo anche per il nazionale. Eh sì, un classe 2003. Non vorrei sbagliare, Fabrizio l'anno scorso addirittura giocava con la Seles di Gioiosa in C2. Intanto la grande parata di Gulli, meritava una menzione positiva anche Gulli e ci ha dimostrato la sua bravura qui con una grande parata sul tiro di Capitan Bommassar a 4:31 dalla conclusione. Trento preme per cercare di rientrare ulteriormente in gara. Finora ha trovato la porta sbarrata. Intanto ripartiamo con il neo entrato Campana, che perde però la sfera concedendo una ripartenza. Januszowski ci mette il piedone con la suola Gulli. Grande intervento di suola, come sottolineavi tu, del portiere del Nausicaa Calcio a 5, con cui ha conquistato il triplete quest'anno, alle spalle ovviamente del portiere titolare, lo svedese Erlin, però credo sia cresciuto molto, abbia imparato molto e lo conferma in questa grande parata sulla conclusione di Vivian. Ancora Gulli che forse adesso accusa un crampo. Addirittura, se non vado errato, Gulli ha giocato proprio il triangolare della Supercoppa in quanto Erlin era impegnato con la propria nazionale, quindi ci ha messo proprio il marchio su questa Supercoppa Gulli e spera di mettere chiaramente anche le mani intanto su questi primi 3 punti, poi vedendo strada facendo cosa può succedere. E te lo confermo perché ero presente, proprio Gulli ha giocato tutte e due le sfide della Nausicaa nel triangolare di Supercoppa, quindi ha messo anche lui il suo marchio su questo triplete. Te lo dico perché l'ho intervistato pre-gara sul Calcio a 50 prima, quindi diciamo così lo ricordavo bene anche questo piccolo passaggio. Mister Mendicino gli chiede se è tutto ok. C'era subito la Corte che ha vinto anche lui un campionato quest'anno in Serie C2 con il Real Arangea, nella seconda parte giocando anche da titolare. Gulli però resta stoicamente in campo. 3:56 da giocare, 6-1 per la Calabria nei confronti dei Parità di Trento dell'Under 19. Pollice in su per Gulli, quindi si può riprendere. Palla per Vivian, Januszowski. Vivian la alza per Carli, Carli la difende bene su Verardi, sfida tra numeri 4, la rimette al centro, ma la palla era uscita. A 3:44 dalla fine potremmo anche dire che il migliore esordio per la Calabria in questo torneo delle regioni, che la vede società regione, ecco, ospitante, non ci poteva essere. La vittoria della femminile nel primo pomeriggio, la vittoria che sta maturando qui nel corso della gara, la prima gara dell'Under 19, e poi invece al Palamazzetto ovviamente hanno riposato le selezioni Under 15 e Under 19. Intanto ancora spettacolare colpo di tacco con Campana che stringe troppo sul fondo. Domani l'Under 15 affronterà la Lombardia che ha perso contro la Puglia, mentre l'Under 17 affronterà la Puglia che ha perso invece contro la Lombardia con un sonoro 9-0. Esattamente, domani tutte le rappresentative sfideranno la Lombardia ad eccezione dell'Under 17, come giustamente sottolineavi tu. Un'altra giornata importante, la seconda, potrebbero arrivare anche dei verdetti qualora le due squadre che hanno vinto questa prima giornata dovessero vincere anche la seconda. Intanto Bommassar, molto caparbio, si accentra e conclude mancando la porta per pochi centimetri. Sempre meno alla conclusione, 2:40, risultato rassicurante per noi, 6-1. Intanto sbaglia il passaggio Ali, mentre esce tra gli applausi del pubblico Gentile e fa il suo esordio anche Andrea Careri dell'Evergreen, quindi in casa, giocatore dell'Evergreen di Reggio Calabria. Quindi mister Mendicino ha fatto girare finora
tutti gli effettivi a sua disposizione, ad eccezione del secondo portiere La Corte, e credo non sia entrato solamente il numero 7 Caracciolo tra gli uomini di movimento, che è proprio l'altro calcettista dell'Evergreen. Adesso Verardi a contendere la sfera al capitano trentino Bommassar sulla banda destra in fase offensiva dei nostri avversari. Palla dietro per Vivian la conclusione murata ancora da Campana e Careri, minutaggio anche per i due ragazzi entrati da poco, Campana della Domenico Sport, Careri come detto dell'Evergreen. Esordio migliore non ci poteva essere in generale per le due selezioni calabresi che hanno giocato oggi, femminile e Under 19, ma soprattutto per i ragazzi dell'Under 19 con un risultato ancora più netto delle ragazze. Adesso Ali ci sta deliziando, poi salta un uomo, conclude, palla alta. Sul 6-1 si è lasciato chiaramente ingolosire dal tentativo a rete per mettere anche il suo nome sul tabellino dei marcatori. Intanto gran bello spunto, il pallone che colpisce la parte interna della traversa, poi rimbalza al di là, al di qua anzi della linea di porta. La conclusione era stata di Jonzuski. È sicuramente il più pericoloso dei suoi, è la terza conclusione in questa ripresa da parte di Jonuzowski, che ha assaggiato più volte le mani di Gulli. In questa occasione però è stata la traversa a dire di no al numero 8 trentino. Segno che è un pomeriggio da dimenticare purtroppo per la compagine del Trento. Intanto penso che anche Caracciolo stia per fare il suo esordio nel match, ha svestito la pettorina. Eh sì, è proprio così, sta per entrare in campo anche Emanuele Caracciolo con il numero 7. Vedremo se prenderà il posto di qualcuno. Esce Capitano Ali. Quintetto tanto il direttore di gara richiama Careri, forse per la distanza. C'è stato uno spalla a spalla con Bommassar che se le sono un po' mandate a dire, anzi non se le sono mandate di certo a dire, e l'arbitro ha cercato subito chiaramente di riportare la calma al Palatinà in quello che sono gli ultimi 60 secondi che stanno per scoccare, 64 per l'esattezza. Ci prova ancora Trento a rientrare a segnare quantomeno il gol che ridurrebbe le distanze. Ricordiamo che potrebbe essere anche importante e influente il discorso della differenza reti poi ai fini della qualificazione per i trentini dopo questa sicuramente ormai lo possiamo dire sonora sconfitta a 56 secondi dalla fine. Sì. Intanto si allacciano Vivian e Caracciolo, la coppia arbitrale lascia giocare per gli ultimi 49 secondi, scorre inesorabile il cronometro per il Trento. Tanti sorrisi. Campana, la palla lunga per Caracciolo, Caracciolo fa partire Campana, Campana si accentra, è solo Campana! E per poco non ci mette lo zampino anche il più giovane del gruppo, il 2007 Campana. Intanto c'è un problema sulla panchina trentina perché un calciatore, sì, il numero 11 Vivian, credo una botta al naso. Prontissimo il nostro fisioterapista, il dottor Muzzi, che è intervenuto per dar manforte al ragazzo. Credo che si sia scontrato nel ritornare indietro con la panchina, ovviamente non si sono visti tra i due con la panchina calabrese. Ultimi 30 secondi, si va saggiamente indietro da Gulli per far trascorrere il tempo. Allora Fabrizio, noi a 22 secondi dalla conclusione possiamo già trarre le somme. La femminile ha vinto 2-0 con Trento, l'Under 19 sta vincendo 6-1 a 22 secondi dalla fine. Una prima giornata che è iniziata nel migliore dei modi, ci proiettiamo già alla seconda con 19 femminile che potrebbero già quantomeno blindare questa qualificazione, si spera. Gran numero intanto qui di Campana, di Careri, pardon. E mancano solamente 7 secondi al termine di questa partita. Palattina di Lazzaro che applaude i ragazzi. Bellissima la prova dell'Under 19 di mister Francesco Mendicino e suona la sirena. Finisce così
Calabria batte Trento 6-1, ricordiamo rapidamente le reti, primo tempo 13:03 Verardi, 5:25 Gentile che poi ha replicato a 8 secondi dal termine della prima frazione, nella ripresa 19:06 Verardi che replica per la sua tripletta personale a 17:27, 15:11 Gallo, il gol della bandiera di Trento di Vivian a 11:01 dalla Sirena. Quindi Calabria batte Trento 6-1, io ringrazio Fabrizio Cantarella. Fabrizio. Grazie Massi, punteggio che assume i contorni tennistici per una Calabria che ha iniziato come meglio non poteva questo torneo delle regioni. Vanno sostenute tutte le selezioni, vanno sostenuti questi ragazzi perché ci teniamo davvero chiaramente a fare bella figura di fronte a tutta Italia. E allora dalla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro un saluto da Massimo Scerbo, noi ci ritroviamo domani sempre qui sullo stesso parquet, vi ricordiamo alle 9:30 l'appuntamento con la gara dell'Under 15 contro la Lombardia, delle 9:30 contro la Lombardia, poi alle 11:30 l'Under 17 contro la Puglia, poi alle 15 la femminile nuovamente contro la Lombardia e sempre contro la selezione lombarda alle 17:30 i ragazzi dell'Under 19. Grazie a Piero Siclari in regia, un saluto dalla Palattina.